Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Maretto Veneziana. Oggi, come avete visto dal titolo, parleremo di segnali importanti che la persona sbagliata per te o per lui, insomma, praticamente quando noi incontriamo qualcuno dobbiamo subito capire, accendere la lampadina e capire che quella persona non fa per noi. Ma prima di fare questo, di iniziare micropillole, il vostro Maretto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Hildegard e al canale del vostro Maretto Veneziano YouTube, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove sapete ormai che ogni lunedì sera alle 20:30 Hildegard e Maretto Veneziano, coadiuvati a Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. Si parla di Kabbalah, ermetismo e quant'altro. In più i link per raggiungerci sono sotto in descrizione. Se volete lasciare anche un commento, il vostro maledetto contento, e anche un super like. Vi ricordo che da quando ho raggiunto i 1000 iscritti ho anche la community dove metto dei circuiti radionici collegati praticamente alle pillole di radiestesia basic. Bene, partiamo subito con questa micropillola su segnali importanti che la persona è sbagliata per te. Il primo segnale è che la persona è forse il primo segnale è un po' ambiguo, perché generalmente si pensa che quando una persona è gelosa sembra che sia indice di che ti importa, cioè che tu gli importi qualcosa. Invece è un segnale che non ti ama, è solo possessiva, cercando di condizionarti in modo importante o mettere i bastoni fra le ruote. Questa è una situazione estremamente negativa. È solo una persona possessiva che non ha nessun coinvolgimento positivo con te e non vuole creare nulla di positivo nella coppia con te. Quindi questo segnale qua è molto importante. Quando vedi che una persona è gelosa oltre la misura, non ha niente di che sentimentale, ma è solamente una possessione importante. Quindi già quando ci si avverte che questa tensione di questa gelosia troppo larga, troppo avvolgente, bisogna incominciare a pensare a tagliare i ponti o a ridimensionare la cosa. Un altro segnale importante è che la persona sbagliata sono le persone che rinfacciano sempre, che si arrabbiano subito, che non dimenticano mai e che ti dicono 1000 volte te l'avevo detto, quando voi magari avete sbagliato solamente una volta. Persone così sono piene di rabbia, di rancore e di bile, e queste cose sono veleni mentali. Ricordatevi che queste persone che continuano a rinfacciarvi che magari una volta voi ne avete sbagliato sono persone che vi avvelenano mentalmente. Quindi dobbiamo toglierceli dalla vita, perché questi ci condizioneranno molto negativamente nel nostro percorso della vita. Quindi attenzione a quelle persone che, se incontrate, magari vi avete una relazione anche corta o incominciate a relazionarvi con loro, se vedete che incominciano a rinfacciarvi qualche cosina, state molto attenti. Poi un altro campanello d'allarme è quando non si hanno discorsi se non superficiali, ovvero chiaro che magari le prime volte è interessante parlare di come è blu il cielo o di come è bello quel paio di pantaloni, ma quando si ha un determinato tipo di discorsi sempre ripetitivamente e non si entra in profondità, questo è un indice che insomma non si va avanti, perché se non c'è questa empatia, un'empatia profonda nella coppia, praticamente la cosa resterà sempre su un piano solamente materiale, e quindi quando il prodotto diventerà vecchio, queste persone cambieranno modello, parliamoci chiaro che è la cosa così. Poi un altro segnale importante è che non è la persona per te, sono quelle persone che vogliono manipolarti coscientemente o anche inconsapevolmente, quelle che cercano sempre di portarti dove vogliono loro e non ti vogliono dare una via libera, ma perché diventeresti praticamente un automa. Certo, l'essere umano praticamente alcune volte è ben contento che la persona voglia sempre comandarsi e farsi guidare, però se noi non abbiamo la nostra libertà, la nostra autonomia, ma anche finanziaria, perché ci sono delle persone che vogliono stimolarti a essere indipendente, visto i tempi che ci sono, ma invece ci sono quelli proprio possessivi che vogliono sempre avere sotto controllo il borsellino, avere sotto controllo tutto. E allora a questo punto qui è chiaro che magari sarebbe interessante se una persona anche a livello materiale ti controlla e ti dà sempre, come apri il borsellino appena chiedi, però alla distanza arriverà un punto che ti pentirai di questa azione, di questa scelta, per il semplice fatto che
queste persone poi ti robotizzeranno, ti automatizzeranno e praticamente creeranno dentro di te delle mappe mentali che senza questa persona o la sua materialità, mettiamola giù in modo più importante, ti faranno capire che sei dentro una gabbia, magari una gabbia dorata, ma parlo per esperienza personale. In tanti anni ho visto tante persone che alla fine del loro percorso con questa persona si sono resi conto che erano solamente dei pupazzetti e che loro gli andava bene all'inizio perché pensavano di dominare la situazione, ma poi la cosa diventava spessa e quindi non bisogna mai cadere in queste dinamiche, ma essere autonomi e liberi di scegliere. Bene, cari amici, il vostro Marietto vi ha detto qualche segnale importante che la persona sbagliata per te è da stare lontano. Se volete degli aiuti anche gratuiti, sono subito attivare i circuiti per tagliare i legami perniciosi e trasformare le azioni negative in positive. Questi circuiti si trovano nel sito capitano.altavista.org o nel gruppo Facebook, e le pillole istruttive si trovano chiaramente nel canale vostro Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.